funerali del piccolo Davide Favarone, il bimbo di 6 anni stroncato da una leucemia fulminante a 10 giorni dalla diagnosi, il dolore dell'intera comunità. Boom di frodi creditizie con furto di identità e utilizzo illecito di dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni. Venezia, la provincia più colpita. Pattugliamento dei carabinieri in via Piave. A distanza di pochi giorni sono state fermate 2 persone con ordini di cattura. Sempre più senza tetto e sgomberi nel palazzo dell'ex team in via Carduccia Mestre, residenti esasperati. La situazione non è diversa nell'area dell'ex Umberto I. Armato con tanto di tubo e tani che ha scavalcato la recinzione di un cantiere tentando di prelevare del carburante, denunciato un 19enne veneziano. Denunciato grazie ad un'associazione, un writer newyorkese sorpreso a imbrattare diversi muri a Venezia. Sono sempre più gli episodi di questo genere con protagonisti stranieri. Sono oltre 6.000 fuochi d'artificio che sabato 16 luglio illumineranno la laguna per la festa del Redentore e scopriamo insieme chi sono gli artisti che li realizzeranno. Edizione di Venezia, i nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, questa sera apriamo con il grande dolore di Scorzè. Celebrati questa mattina i funerali di Davide Favaron, il piccolo di 6 anni scomparso per una leucemia fulminante. Una comunità che vuole essere un cuore solo e un'anima sola, con questa famiglia, i nonni, gli zii e tutti i parenti e gli amici di Davide, anche i piccoli suoi compagni. Vorremmo abbracciare chi è nel dolore e allo stesso tempo imparare ad abbracciare la nostra fragilità. La parola di Dio è luce ai nostri passi, lampada al nostro cammino, anche quando si fa incerto nel buio. Dolore straziante, silenzio per il lutto. L'intera comunità di Scorzè si raccoglie in preghiera attorno alla famiglia del piccolo Davide Favaron il giorno del suo funerale, celebrato questa mattina alla chiesa arcipretale in paese. Il bambino, scomparso tragicamente a 6 anni a causa di una leucemia fulminante, dopo soli 10 giorni dalla diagnosi in ospedale, ha lasciato un vero e proprio vuoto nei cuori di chi lo ha amato tanto. Una perdita improvvisa che lascia senza parole i tantissimi che hanno voluto esserci per dargli l'ultimo saluto. Siamo tutti amati da Dio, come Davide, portiamo anche noi in qualche modo il suo nome. Lasciamo che questo bambino vada verso Gesù, verso il regno di Dio. Ci vorrà tempo per accettare questo lutto. Lo chiediamo come un dono, una grazia speciale al Signore. La piazza gremita e il sole cocente accompagnano la cerimonia svoltasi in presenza di chi conosce mamma Francesca, papà Fabio e il fratellino Nicolò, di chi ha condiviso istanti con il piccolo Davide e chi ha voluto essere presente in silenzio anche solo per portare il proprio rispetto alla famiglia. Un ultimo saluto a lui che era dolce, sempre sorridente e tanto curioso della vita. Cambiamo ora pagina perché sono in aumento le frodi creditizie in tutto il Veneto e Venezia è la provincia più colpita. Boom di frodi creditizie realizzate tramite furto di identità in tutto il Veneto, con l'utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni. Si registrano oltre 1.150 casi nell'ultimo anno e la provincia più colpita è Venezia, con oltre 255 casi. Seguono Verona, Vicenza, Padova e Treviso. La maggior parte dei casi riguarda l'acquisto fraudolento di elettrodomestici e le vittime sono prevalentemente uomini di età inferiore ai 30 anni. Secondo l'osservatorio sulle frodi creditizie e i furti di identità, l'aumento dei casi è dovuto al continuo sviluppo degli acquisti online che contribuisce alla crescita dei casi sui canali virtuali. Per la maggior parte si tratta di frodi che riguardano importi inferiori a 1.500 euro relativi a richieste di finanziamento e rateizzazioni di pagamento su acquisti e-commerce. Al contempo si registra anche un notevole aumento dei casi di frode con importi compresi tra i 5.000 e i 10.000 euro. E continua l'attività di controllo dei carabinieri nella zona di via Piave. Sono state arrestate 2 persone.
Doppio arresto in via Piave. In un primo intervento nel corso di uno dei servizi predisposti per il contrasto ai reati predatori e microcriminalità, i carabinieri hanno arrestato un 56enne di origini siciliane residente nel Mestrino da anni. Hanno dato corso a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento che ne ha disposto la cattura e la traduzione in carcere per scontare una detenzione a oltre 4 anni dopo una condanna per truffa e falso avvenuti nel 2013 proprio nella provincia agrigentina e a Roma. Rintracciato in via Piave, l'uomo è stato arrestato. Qualche giorno dopo una pattuglia ha deciso di controllare invece uno straniero che si aggirava con fare sospetto in zona e dall'esame delle banche dati è risultato un provvedimento di carcerazione risalente addirittura a 2 anni fa. Il Tribunale di Firenze ne aveva ordinato la cattura per scontare quasi 2 anni di reclusione, oltre a una cospicua multa per concorso in furti aggravati commessi proprio nella provincia fiorentina. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere. I controlli continuano serrati. E a proposito di degrado, ci spostiamo in via Carducci a Mestre, nel palazzo dell'ex team continua ad essere alloggio per i senza tetto. Non c'è tanta gente carina in giro. Ha paura quando passa da queste parti? Alla sera sì. Ci passa o no evita completamente? No, devo passare per forza alla sera, quando torno dal lavoro. Mio marito mi viene a prendere. Via Carducci a Mestre, pieno centro cittadino, eppure il degrado e l'abbandono la fanno da padroni. Una via centralissima si trasforma in alloggio permanente per i senza tetto sotto i portici dell'ex palazzo della Team, che sarebbe dovuto diventare un complesso di prestigio con alberghi di lusso. Correva il 2019, il progetto era stato approvato, ma da allora tutto tace e gli sgomberi da parte della polizia locale sono all'ordine del giorno. Da 16 anni siamo qui. Ha visto anche una certa evoluzione di questa zona negli anni? Un peggioramento sicuramente significativo. In questi ultimi 3-4 mesi sì, sicuramente hanno approfittato del fatto che fosse abbandonato, insomma, quindi hanno trovato modo di entrare. Ecco. Ma voi avete paura? Paura, diciamo che non si vive insomma una situazione proprio di sì, soprattutto in orari in cui magari c'è meno gente che gira, ti senti meno sicuro, ecco. Se i commercianti sono preoccupati e fanno un appello alle forze dell'ordine affinché siano più presenti nelle ore notturne, i residenti sembrano quasi rassegnati ad una situazione di degrado che va ormai avanti da molto tempo e necessita di una soluzione. Questa zona ultimamente, soprattutto dopo post la pandemia, c'è un degrado veramente notevole e come sicurezza, insomma, bene o male la cosa è anche contenuta, però indubbiamente il degrado è notevole, ecco, quello sì. Effettivamente sì, in quanto donne non ci sentiamo molto sicure. Lei vorrebbe magari fare anche un appello? Sì, allora a me non dispiacerebbe che ci fosse un passaggio di vigili, polizia, carabinieri, però a piedi, perché secondo me la divisa comunque ha ancora un valore. Rimaniamo a Mestre perché al centro di questa polemica per il degrado anche la zona dell'Umberto I. Le zanzare, le zecche e i topi, un laghetto con l'acqua stagnante. La situazione di degrado nell'area dell'ex Umberto I a Mestre, che da anni molti residenti denunciano, non accenna a migliorare. 3 anni fa il patron dei supermercati Ali aveva annunciato l'apertura di un punto proprio in quel posto, solo che ad oggi non è ancora stato realizzato. Per questo il presidente dell'associazione cittadina Mestre Mia ha lanciato un appello alla famiglia Cannella, proprietaria del terreno. Colgo l'occasione per fare di nuovo un appello, cioè che noi avevamo chiesto di avere anche un incontro con la proprietà, con i signori Cannella. Quando avevate chiesto questo incontro? A suo tempo oppure recentemente? Guarda, a mezzo stampa l'abbiamo da qualche mese che insistiamo un po' su questo, sinceramente, però non abbiamo avuto risposta da Cannella. Cannella sembra non rispondere, ci sono anche dei comitati che si stanno dedicando a questa faccenda, però
diciamo di fatto oggi non c'è stato alcun contatto né con la proprietà né con l'amministrazione. Dico anche l'amministrazione perché anche l'amministrazione dovrebbe garantire la sicurezza e dovrebbe dare in qualche modo anche ai cittadini una sorta anche di rassicurazione in merito, perché l'area così è proprio fatiscente, è brutta. L'associazione chiede nell'immediato interventi di bonifica e pulizia a garanzia dell'igiene pubblica. Qui comunque in questa strada c'è anche tutta un'attività commerciale fatto di piccoli negozi, c'è la farmacia, c'è il bar e tutti stanno soffrendo, stanno patendo questa cosa. Dunque bene, c'è stato il Covid, ora però non c'è più il Covid e penso che i cittadini una sorta di risposta dovrebbero averla. Quantomeno, come già mi è capitato di commentare, quantomeno di dire guardate, ci vorranno ancora 2 anni, 3 anni, non lo so, ma avere la sensazione di essere ascoltati. Passiamo ora alla cronaca. Tenta di rubare gasolio da un escavatore denunciato, un 19enne veneziano. Armato con tanto di tubo e tani che ha scavalcato la recinzione di un cantiere stradale di Zero Branco dove era parcheggiato un escavatore. Poi ha tentato di prelevare del carburante. Quello che un 19enne veneziano incensurato non sapeva è che molti mezzi di una certa cilindrata hanno l'allarme. Così è scattato immediatamente, allertando il proprietario che ha subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata in poco tempo una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casale sul Sile. I militari dell'Arma hanno trovato tanica e tubo vicino all'escavatore, ma del 19enne nessuna traccia. Si era dato alla fuga lasciando però la sua auto poco distante. Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Zero Branco e denunciato. Il 20 maggio scorso a Villorba 4 ragazzi avevano tentato con la medesima tecnica del tubo con cui aspirare il carburante di rubare il gasolio da 2 mezzi della MOM. Anche in quell'occasione i carabinieri avevano bloccato ed arrestato uno dei 4, finito poi a processo. Gli altri si erano invece dileguati. Denunciato grazie ad un'associazione Maseni e Nizioletti, un writer newyorkese è sorpreso a imbrattare diversi muri in città Venezia. Quando qualcuno sta scrivendo a Venezia su un muro o su una parte importante, nessuno si può voltare indietro. I volontari dell'associazione Onlus Masegni e Nisioetti non solo puliscono gli imbrattamenti che deturpano Venezia, ma aiutano anche a trovare i colpevoli. Quanto accaduto a metà maggio alla facciata della Basilica del Redentore è infatti solo la punta dell'iceberg di una città sempre più presa di mira da writers provenienti da mezzo mondo, protagonisti di una corsa all'imbrattamento che spesso ha di artistico solo la rapidità di fuga degli autori, a meno che... La nostra associata alle 23:45, in zona Lista di Spagna, ha visto un writers in azione davanti alla gente tranquillamente. Gli ha fatto una foto, delle foto, ce le ha inviate. Noi naturalmente le abbiamo inviate col nostro presidente alla polizia municipale e alla polizia. Fedele al detto secondo cui il colpevole torna sempre sul luogo del delitto, quello che poi si è scoperto essere un graffitaro newyorkese da 130.000 follower su Instagram è stato riconosciuto il giorno dopo nello stesso posto dalla stessa associata di Masegni e Nisioetti, che lo ha prontamente segnalato a 2 agenti della polizia municipale. Al sedicente artista, che non pago aveva anche tappezzato la città di suoi adesivi, non sono arrivati né i complimenti per l'opera né un invito ad esporre alla Biennale, ma l'unico riconoscimento possibile per questo genere di imprese, una denuncia. Ci sono dei tour proprio fatti apposta, tour vandalici di questi writers, che non chiamo neanche writers ma imbrattatori seriali, e che vengono apposta nelle città e fanno il danno in 3-4 giorni che si fermano. È successo con dei russi che sono già stati presi, sempre grazie a dei nostri associati che hanno fatto queste denunce e anche ad altri. Ed è stata inaugurata a San Donà di Piave una nuova opera di difesa idraulica.
Un'opera importante perché siamo in uno dei punti critici lungo il Piave, siamo a 90 di Piave e sostanzialmente è un'opera che mette in sicurezza tutto l'abitato di Noventa. E questa mattina la simulazione della nuova paratoia del varco arginale nella zona di Piazza Marconi, uno dei punti più sensibili del territorio. Un'opera per la sicurezza idraulica che fa parte del piano per gli adattamenti e cambiamenti climatici, un intervento dal costo di €1,5 milioni realizzato con le risorse dei fondi post-Vaia e che assicura la tenuta per le piene eccezionali del fiume Piave. Quest'opera però non è sufficiente, nel senso che il Piave, ricordiamo che nel tratto terminale può portare al massimo, per ben che vada, 3.000 metri cubi al secondo di portata, mentre nel 66 è arrivato a 5.000 metri cubi al secondo. Quindi oltre a queste opere che garantiscono che l'acqua non trafili, non passi attraverso gli argini, sono necessarie delle opere a monte che trattengano una parte della piena. Stiamo parlando di salvaguardare vite umane. Un'opera realizzata in tempi record, completata in poco più di un anno, una vera e propria protezione per Noventa di Piave e tutto il territorio sandonatese. Funziona un po' come una specie di ponte levatoio, no? Si abbassa e sta in orizzontale, ci passano sopra i pedoni, le auto, e quando serve, quando sta per arrivare la piena, questa specie di ponte levatoio si alza, va ad appoggiarsi contro l'argine, contro il varco arginale, e poi l'acqua che preme dietro fa da spinta in modo tale che le guarnizioni facciano tenuta e l'acqua quindi non trafila. E da dove vengono i bellissimi, meravigliosi fuochi che illumineranno Venezia nella notte del Redentore? Scopriamolo insieme. Il sibilo, il botto, il fuoco che si apre a sfera, a fiore, a fontana, incollando lo sguardo all'insù per 40 minuti, tra acqua e colori che diventano tutt'uno. Sono oltre 6.000 i fuochi d'artificio che sabato 16 luglio illumineranno la laguna per la festa del Redentore. A Melara di Rovigo, l'azienda che li produce sta lavorando intensamente. Viene prodotto tutto manualmente, tra cui vengono prodotti anche gli artifici che verranno poi utilizzati per la serata del Redentore, quindi si parla di artifici aerei creati a mano, manualmente, senza macchinari, tutto fatto a livello artigianale e che rispetta un po' anche i canoni del Made in Italy e della tradizione pirotecnica italiana. Lo spettacolo pirotecnico è il momento clou del Redentore. La sua particolarità è proprio la lunghezza, con inizio alle 23:30 e per tradizione deve andare oltre la mezzanotte, portando quindi a 40 minuti i botti in bacino San Marco che si riflettono nelle acque della laguna. Da qualche edizione che realizziamo con onore da buon veneti lo spettacolo del Redentore e ne siamo più che onorati di realizzarlo anche quest'anno. Quest'anno si giocherà un po' sul tema dei colori, ci sarà qualche accenno anche a un po' la situazione attuale. Si tratta di oltre 40 minuti di fuochi d'artificio come vuole la tradizione. Fino a metà Novecento i fuochi si svolgevano con il fronte rivolto verso il canale della Giudecca, mentre tra gli anni 50 e 60 la postazione degli artificieri fu sdoppiata e da due diverse zattere due ditte si sfidavano sparando alternativamente i fuochi. Gli artifici venivano quindi lasciati sia dal bacino che dall'area compresa tra il Molino Stucchi e Sacca Fisola. È solo alla fine degli anni 70 che i fuochi sono tornati in bacino e dal 2008 il fronte è stato ampliato fino a raggiungere i 400 metri, aumentando così il fascino dello spettacolo. Chiudiamo il nostro telegiornale con i fuochi del Redentore, vi lasciamo le previsioni meteo, grazie per averci seguito. Buonasera a tutti. Benvenuti al meteo. Torna l'anticiclone africano, un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e penisola iberica si espanderà verso l'Italia. In arrivo un'intensa ondata di caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giovedì 14 luglio al mattino cielo a tratti nuvoloso con temporanei addensamenti. A seguire ampi spazi di sereno, precipitazioni assenti salvo possibili acquazzoni in montagna. Impennata delle temperature, le minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso nuvolosità più consistente durante la mattinata e tenderà poi a diminuire nel pomeriggio quando sarà decisamente più soleggiato.
Temperature minime sui 20-26 gradi, massime intorno ai 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente formazione di cumuli, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.